Buongiorno Angelica Sepe. Buongiorno. Buongiorno, con Angelica Sepe parliamo di un protagonista della canzone napoletana. Di Aurelio Fierro, una gioia di vivere, devo dire, io me lo ricordo quando cantava, era veramente un piacere ascoltarlo perché emanava proprio gioia, felicità. Lo vogliamo sentire subito? Così chi non se lo ricorda immediatamente capisce. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che te mise in capo per giocare a pallone, che vanno di sti lacrime, fatte non mi fa ridere, corre in braccio a tua mamma, non possiamo vincere. E va bene, la teniamo sotto perché, come dire, è un tappeto, il tappeto Fierro è veramente gradevole per cominciare la giornata. Unico, Aurelio è un personaggio fuori dal comune, guarda. Lui ha partecipato a un sacco di festival della canzone napoletana. Allora, Guaglione è stata scritta nel 1956 da Nicola Salerno e Giuseppe Fanciulli. Un brano che non ha bisogno di essere raccontato perché si capisce da solo e fu dato per primo a Claudio Villa, ma Claudio Villa la scartò e la diede ad Aurelio Fierro, che vinse il Festival di Napoli nel 1956. Ma la cosa bella di questa canzone, chi è il Guaglione? Guaglione era un ragazzo che si pensa si era innamorato di una donna un po' più grande, allora lei dice giustamente tornatene a casa, vai da mamma e fatti raccontare me, tu sei Guaglione, non che devi devi disturbare. La cosa bella di questo brano che è stato tradotto in tantissime lingue ed in particolare Dalida fece una versione francese Bambino, bellissima, guarda, una cosa bella. Di Aurelio devo dire una cosa... Devo dire che la canzone napoletana ha questa straordinaria capacità poi di proliferare. Internazionale, di essere internazionale. Con Aurelio io ho fatto diverse tournée, una in particolare Hai qualche ricordo personale di lui? Ma come no, guarda, i suoi pizzicotti e poi un saluto a sua moglie Marisa che... è straordinaria, è stata una donna straordinaria, è stata vicina ad Aurelio fino alla fine ed è stata poi colei che sceglieva le canzoni, è stata una grandissima discografica. Ciao Marisa. Salutiamo anche la moglie di Aurelio Fierro e ricordiamo Aurelio Fierro, tu sì? Guaglione. E vabbè, come si pronuncia? No, perché la pronuncia deve essere esatta. Tu sì Guaglione, Guaglione. Io non mi avventuro nella pronuncia napoletana, Angelica Sepe è la nostra fiduciaria per quanto riguarda Napoli e dintorni. Grazie. Grazie e a questo punto passiamo in Argentina.